L'ULSS 6 progetta l'assunzione di 431 nuovi dipendenti tra OSS e infermieri nei prossimi 3 anni, ma la Regione boccia questo piano per superamento dei tetti di spesa. Anzi, chiede una riduzione dei costi del personale dell'ULSS Padovana, l'unica a ricevere questa richiesta da Venezia, di oltre 70 milioni e mezzo nel triennio 22-24. Lo scambio di lettere tra ULSS 6 e Regione è stato analizzato dalla CISL, che ha tirato le conclusioni su questa contraddizione e fatto qualche proposta. Per sollecitare la Regione rispetto a quelli che sono i sacrosanti diritti dei cittadini padovani, quelli di avere un piano stabile e delle assunzioni e poi una spesa non tanto legata soltanto ai sacrosanti vincoli di spesa, ma anche ai reali fabbisogni dei cittadini padovani. Noi chiediamo sicuramente la sostituzione tempestiva del turnover. Oggi viviamo dei tempi tra le cessazioni e le assunzioni che sono biblici. Alla luce di questi dati, cioè la carenza di personale è ormai disumana. L'ospedale di Cittadella paga il dazio da oltre 1 anno e mezzo, mezza ortopedia chiusa. Abbiamo il territorio che è in grossissimo affanno, mancano circa 10 persone solo nel distretto di Campo San Piero e Cittadella e significa non dare servizi ai nostri cittadini. Il Covid Hospital di Schiavonia non è chiuso, abbiamo ancora 40 posti letto occupati, manca personale infermieristico, mancano operatori sociosanitari, mancano infermieri, manca OSS, ma ne mancano molti, tant'è che l'azienda ha esternalizzato il punto di primo intervento di Conselve e ha anche la proposta di esternalizzare il servizio trasporti dell'ospedale.